Continuano ad arrivarci in redazione le segnalazioni riguardanti un pericolo che solo gli utenti della strada, a quanto pare, vedono. Parliamo di erbacce e sterpaglie che nascondono la visibilità a quanti dalla statale 189 devono imboccare la statale 122 nei pressi della galleria Spinasanta, dove è in vigore il doppio senso di circolazione. Una situazione già resa pericolosa proprio dal doppio senso che diventa una vera e propria trappola per chi deve immettersi sulla corsia in direzione sud per Porto Empedocle o San Leone. Le immagini spiegano meglio delle parole lo stato di abbandono in cui versa la strada nel punto segnalato. Considerato che il ripristino della normale viabilità sembra lontano, è auspicabile un intervento urgente per la bonifica della zona dalle erbacce, in modo da consentire agli automobilisti di transitare senza rischi. Da parte nostra non possiamo fare altro che girare le segnalazioni all'ANAS di Agrigento e alla Polizia Stradale di Agrigento per fronteggiare una situazione divenuta davvero insostenibile.